Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, ha fatto tappa a Crotone per partecipare ad una manifestazione pubblica per presentare la candidatura della senatrice Dorina Bianchi a sindaco di Crotone. Nel primo pomeriggio ha visitato il centro di accoglienza di Isola Caporizzuto. A proposito dell'emergenza profughi ha detto: è necessario che l'Europa non ci lasci soli. Allerta meteo in Calabria. L'Arpacal ha reso noto che dalle prime ore di martedì 29 marzo e per le successive 18-24 ore sono previste precipitazioni anche a caratteri di rovescio o temporali localmente di forte intensità. I fenomeni saranno accompagnati da raffiche di vento ed attività elettrica. Promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle regole, questi gli obiettivi del convegno dibattito Vivi con noi nella legalità, organizzato dall'amministrazione comunale di Zumpano in collaborazione con la scuola media De Coubertin. Nel corso della manifestazione il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri ha ritirato la medaglia che il Presidente della Repubblica ha voluto destinare quale suo premio di rappresentanza. Accordo di programma tra Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese e Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria. L'intesa consentirà l'utilizzazione nei prossimi mesi degli operai forestali gestiti dal Consorzio nella manutenzione di importanti siti archeologici nei comuni di Crotone e Ciro Marina. Sono state presentate oggi alla stampa le borse di studio erogate dall'amministrazione provinciale di Catanzaro e dalla Camera di Commercio della città a favore dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio. Nella conferenza sottolineata l'importanza della collaborazione fra enti territoriali e sanità pubblica.